Nessuno è contro la Movida, ma noi siamo per il rispetto delle regole e per la convivenza civile. Il neosindaco di Chioggia, Mauro Armelao, rivendica con convinzione l'ordinanza che interessa la chiusura anticipata dei locali nell'area di Piazzale Europa a Sottomarina. Il primo cittadino afferma di avere il preciso dovere di evitare queste scene. Le risse che sono quasi quotidiane nei fine settimana creano ovviamente preoccupazione nella popolazione, quindi un sindaco con coraggio deve prendere determinate decisioni. Intanto questa ordinanza ha la durata di un mese, poi un mese vedremo come sarà la situazione. Prima di tirare le somme sull'efficacia del provvedimento, la Movida nell'area dovrà quindi passare un mese di quarantena, nel corso del quale si cambia regime con le seguenti disposizioni. Alle ore 22 gli esercizi commerciali che si affacciano su Piazzale Europa devono chiudere e non ci deve essere più musica, perché quella non è una discoteca all'aperto. Noi, ripeto, non siamo contro chi lavora, non siamo contro i giovani che vogliono divertirsi, ma siamo per il rispetto delle regole, come dicevo prima, e quello è un quartiere densamente popolato, quindi ci vuole anche il rispetto delle persone che vivono. Armelao si toglie però anche un sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciata alla precedente amministrazione comunale a maggioranza 5 Stelle. Se siamo arrivati a questo punto, afferma, è anche colpa di quello che definisce il lassismo di chi l'ha preceduto. Io ho il diritto di garantire la convivenza civile tra tutti e la sicurezza e anche l'ordine pubblico in città.